sono dovuto tornare a letto perché stavo malissimo. Devo uscire all'intervallo quando ti offro un caffè. Il caffè lo posso offrire. Posso offrire un caffè al signor Vollero. Il fatto è abbastanza strano. C'è un'innovazione in quella di Norris, 0,21 e uno con la finissima. Secondo me è qualcosa di 18, io ieri ironizzavo con Gelli, quindi ho detto lui è stato quello che ha giocato meno alle convocazioni più basse dall'inizio dell'anno e mai per scelta mia. E lui è quello con il numero di presenze più basso, ho detto io non ti ho mai escluso, e te sei quello che c'è stato meno volte di tutti. Oggi? Bene, mi fa piacere, lui ormai ha preso... Io spero onestamente che faccia giocare un po' anche Filippo, perché se lo merita. Bene, ieri mi è piaciuto, si è caricato la squadra sulle spalle, ieri ha fatto davvero una gran partita, sia difensiva che d'attacco, se l'è veramente caricata sulle spalle ieri la squadra. Mi dispiace perché si è preso 2 gol tra il 13esimo e il 15esimo, io avevo visto e si stava calando, si vinceva 1-0, poi si vinceva 2-1. Allora mi dispiace perché al 15esimo lo chiamai time out per poi riuscire a portare la partita a fondo per fargli respirare, però al 13esimo si è cominciato a annaspare. E uno si è giocato di movimento di cui uno Riccardo. Riccardo faceva una corsa e gli ansimava. Comunque lì l'errore, se io riuscivo a anticipare il time out di un paio di minuti non si vinceva la partita. E poi di conseguenza con un cambio in più. Ah, se te non giochi sono i cambi. Avevo solo un cambio. 6 giocatori di movimento. Cioè, io sono partito, in panchina c'avevo Federico e Riccardo. E ti dico, Lorenzo ha fatto una bellissima partita, Lorenzo Negri ha giocato veramente bene. Ma lui... Ieri ha fatto davvero, ma poi cioè, ha fatto un gol, se ne è mangiati altri 4, ma vuol dire che era sempre messo bene per andare a tirare, capito? Gliel'ho detto, quando è arrivato lì, nel primo tempo gli è capitata la palla, e gli ho detto tira una puntata, non mi sta a cercare, tira una puntata, fotti per me. Mamma mia, fallo, bravo arbitro. Perché lui ha la consapevolezza, perché ha la consapevolezza di non avere un gran tiro. Quindi quando arriva lì c'ha paura, cioè non calcia perché non si sente sicuro del suo mezzo. Cioè, effettivamente non ha un tiro potente, però quando tu sei lì ai limiti dell'area, se te tu tiri una puntata, non importa la potenza. Partono alla velocità giusta che rompe le palle ai portieri. Ora speriamo si riesca a essere un po' di più a San Gimignano per l'ultima partita. Comunque onestamente penso di sì, secondo me non convoca nessuno della Juniores sabato in casa, perché dicevano di Elander 21.
che 2 partite a fila senza under 21 non penso possa succedere. Ragazzi, l'azione più bella della partita, pallone recuperato, ripartenza, non tira, finta, salta il difensore che era rientrato, finta di nuovo, appoggio, suolata, ritiro, ciabattata al fallo laterale e richiesta di cambio. E non è stata la... Ce n'è stata un'altra di cambi veloci, quando sui time out ho detto mister cambio mi ho dato una pedata in parcheggio. In casa l'hanno vinte, penso l'abbiamo vinte tutte. Bella! Oh! Grande Tommy, va bene! Siamo qui questa fare, ma c'è bene questo piano. Vedi il piano si sente la partita. Era vicino? No, tipo era dalla parte opposta. Ma quindi tu vuoi dire che... Eri su cosa dove guarda la parte di streaming che ha scritto Forza Volo. Sì. Se sono comparsa in volo, Forza Volo e sono andato via. E poi... La partita della mia nonna, ha letto sta a fare, ma ha fatto la foto del piano. Che ha fatto? Ha fatto la foto a ha fatto questo qui. Certamente che ho fatto. Che potevo fare? Prima però ho scritto quanto stiamo. Prima ho chiesto quanto si stava perché...